Utilizzare i più moderni mezzi di comunicazione e marketing per far conoscere i prodotti dell'enogastronomia veneta al di fuori dei confini regionali. E quale modo migliore se non far elaborare verdure, farine, formaggi e salumi dai food blogger delle regioni italiane. Eccellenze venete riviste e rielaborate in un piatto pugliese o magari ligure. Questo è l'obiettivo della seconda edizione di Talent for Food, un contest che coinvolge una ventina di aziende padovane e trevigiane pronte a consegnare i loro prodotti in un mystery box che verrà consegnato nelle mani di alcuni blogger selezionati che parteciperanno al talent. Con il paniere a disposizione dovranno creare piatti non solo buoni ma anche originali, postando poi foto o video sul web. La giuria selezionerà le migliori 3 ricette che il 23 novembre si sfideranno in una prova finale di cooking. L'agroalimentare è per sua natura un mondo che si rivolge al palato, agli occhi, al naso, ai 5 sensi delle persone, e quindi direi che i food blogger oggi rappresentano un'enfatizzazione di quella che è la qualità del prodotto, perché prendono il prodotto, lo trasformano, lo creano in meravigliose immagini, meravigliosi filmati. Fare cultura enogastronomica rivolgendosi al consumatore. L'interesse nostro come imprenditori è quello di comunicare quale può essere l'utilizzo migliore di prodotti tradizionali del nostro territorio, ma con ricette che possono essere ricette anche del sud Italia, della Lombardia o della Val d'Aosta. Ecco. Novità di quest'anno l'abbinamento dei piatti a delle bevande che non saranno necessariamente vini, ma anche birre, distillati o bibite analcoliche. Abbinarli a delle ricette che sono per noi ignote, perché saranno create, no, da questa platea molto estesa, internazionale, che farà delle combinazioni sicuramente originali. In attesa di ricevere le creazioni dei food blogger in giro per lo stivale, Assindustria Veneto Centro guarda già l'edizione del prossimo anno, quando il paniere veneto potrebbe varcare i confini italiani. Il prossimo anno avremo un'idea, quello di andare anche al di fuori del territorio italiano, quindi non dico nei paesi tanto lontani, ma anche nei paesi limitrofi come la Svizzera, l'Austria, la Francia e la Spagna.